Fuga di un criminale in Sardegna. Un ex portuale di 66 anni, Claudio Carru, è sparito nel nulla 8 giorni fa per evitare una condanna shock. 8 anni per violenza sessuale e altri 8 anni per tentato omicidio. Dove si nasconde un uomo con 16 anni di carcere sulle spalle? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Claudio Carru, 66 anni, di Siniscola, era destinato a passare molti anni in prigione, ma lui aveva altri piani. 8 giorni fa, quando la sua condanna definitiva è diventata esecutiva, Carru era già svanito. Non è stata una coincidenza, la fuga è stata premeditata. L'uomo ha un profilo criminale pesantissimo. Oltre alla sentenza definitiva per violenza, Carru aveva appena ricevuto in primo grado un'alta condanna di 8 anni per tentato omicidio e stalking. Pensa che ha aggredito con un'accetta il figlio della sua compagna, colpendolo alle spalle. Stiamo parlando di un uomo con un cumulo di pena totale di 16 anni da scontare. Carru si è reso irreperibile subito dopo la condanna per tentato omicidio, anticipando l'ordine di carcerazione. Oggi è un fuggitivo e le forze dell'ordine hanno attivato una caccia all'uomo su vasta scala, estesa a tutta la Sardegna. Ogni giorno che passa la sua latitanza diventa più difficile da gestire e le ricerche si intensificano per assicurare alla giustizia un individuo così pericoloso. Il fatto che un uomo con un profilo criminale così grave sia riuscito a far perdere le sue tracce per oltre una settimana in un'isola come la Sardegna solleva domande importanti. Secondo te è più probabile che Carru si stia nascondendo grazie all'aiuto di complici locali o che stia sfruttando il vasto e isolato territorio dell'interno per eludere le ricerche? La legge è chiara, 16 anni di carcere. Cosa pensi delle pene per crimini così gravi come la violenza sessuale e il tentato omicidio? Voglio sentire la tua opinione. Come sempre alla fine di ogni video io ti chiedo un mi piace se ti è piaciuto questo video. Iscriviti se vuoi rimanere aggiornato sulle notizie che porto. E se vuoi supportare il mio canale puoi farlo con una piccola donazione nel link in descrizione. Io ti ringrazio per la visione di questo video, ti mando un abbraccio e stammi bene.